Bentrovati, ultimo appuntamento per quanto riguarda la settimana in corso e allora andiamo a trascorreremo il weekend con molti avvenimenti sportivi che si succederanno naturalmente sia a livello nazionale e internazionale, ma soprattutto quelli che interessano più da vicino a noi a livello regionale e locale. Bene, vi ricordo la nostra e vostra web tv www.venetoglobe.com, sui canali YouTube e Facebook ci trovate anche in modalità on demand, mentre domani sera, lo ricordo già in apertura, saremo in diretta streaming dallo Sport System di San Vendemiano per trasmettervi la gara, il derby, importantissimo derby veneto, diciamo così, per la classifica della Serie B tra la Samve di San Vendemiano per l'appunto e l'Antenore Padova, campionato di Serie B maschile. Andiamo a vedere quali sono le altre notizie, mentre vi ricordo sul digitale terrestre saremo in onda alle 19:40, 19:45 circa ogni sera sul Caffè TV24, l'emittente del Nord Italia che scoprirete e potete vedere sul canale 95. Domenica si corre l'ultima gara della Formula 1 con il Gran Premio di Abu Dhabi. I piloti Ferrari, che vedete, promettono una grande prestazione dopo le magre degli scorsi mesi. I Leoni del Benetton invece a Monigo hanno perso di misura contro il Newhampton sabato scorso per 35-32, vittoria comunque cancellata subito dalla preparazione che già da lunedì aveva in testa soltanto la partita di Cardiff, e le dichiarazioni del presidente Zatta hanno fatto un po' scalpore, hanno tenuto banco in questa settimana la richiesta di più gente allo stadio, lo stadio di Monigo, e una verifica, ha detto, lo farò soltanto sabato prossimo, quando la partita inizierà alle ore 16 a Monigo tra la formazione del Benetton e i Cardiff Blues. Andiamo a sentire Christian Benetton ancora sulla questione, soprattutto facciamo un po' un bilancio dell'annata e del prossimo futuro, ma ancora sulle dichiarazioni di Amerino Zatta. È festa grande questa sera per quanto riguarda la società, la famiglia c'è. Sì, la famiglia c'è sempre stata, perché da 40 anni che continuiamo a frequentare Monigo e la città di Treviso con tante manifestazioni, soprattutto il rugby. Io sono presente da 2 anni, quindi ho iniziato l'anno scorso, ho portato fortuna, siamo arrivati terzi, quasi secondi, non guasta mai, quasi secondi, perso per 2 punti. Però ci aspettiamo molto da questa squadra, lo staff sta lavorando molto bene, abbiamo una buona rosa di giocatori, chissà che magari non ci sia qualche arrivo in più, e ci aspettiamo un anno, riconfermare l'anno scorso, gli stessi risultati dell'anno scorso, e speriamo anche magari di fare qualcosina di meglio. Mi è piaciuto quando ha detto ero a Limerick, ci contavo, era quasi fatta e poi è andata così. C'è un po' di pressione adesso sullo staff e sui ragazzi qui. Diciamo che la trasferta di Limerick è stata un po' strana, perché in partenza mi sono detto speriamo di arrivare, di non far brutta figura, di perdere con dignità, con onore. E invece poi, guardando la partita, siamo sempre stati sopra quasi tutta la partita, e ahimè un po' per sfortuna, un po' per una distrazione magari dell'arbitro, ci siamo fatti sfuggire una vittoria che sarebbe stata più che storica, sarebbe stata una cosa epocale che avrebbe fatto molto bene al movimento di Treviso, ma anche al movimento nazionale. Non posso fare a meno di chiederle, insomma, ha sentito il presidente Zatta in settimana, cosa ha detto? C'era anche Benetton domenica al campo, e il sindaco altrettanto, che cosa ha detto? Lei come la pensa? Sì, siamo un po' sbalorditi che c'è un movimento trevigiano che alle volte vuole essere molto coccolato, no? E noi ci aspettiamo, visto che la società impegna e anche la federazione impiega molti soldi, ci aspettiamo magari anche qualche soddisfazione in più da parte della città. Vorremmo che magari la squadra fosse sostenuta da tutto Treviso.
Queste le parole di Christian Benetton e il pensiero appunto della famiglia Benetton. Parliamo di rugby proprio adesso perché andiamo ad inquadrare la gara di domani contro Cardiff e nessuno meglio di Tommaso Allan che ha un dolcissimo ricordo della gara dello scorso anno e adesso lo scopriamo. In conferenza stampa c'era molta amarezza, sono bastati 48 ore per cancellarne un po'? Sì, sicuramente dopo la eravamo un po' delusi, tanto delusi, però adesso pensiamo al Cardiff, Northampton è passato, non possiamo più farci niente, abbiamo rivisto un po' di clips su cosa migliorare per magari anche vincere la partita, però adesso sì, pensiamo a Cardiff e già adesso in allenamento abbiamo fatto le robe per la partita contro Cardiff. Ecco, Cardiff che arriva, ritorna tra 14 e Cardiff è un bel impegno anche questo. Sì, sicuramente è un impegno grande per noi, sono i nostri diretti avversari, quindi sarà una partita molto molto importante a livello fisico, hanno dei giocatori belli grossi, hanno una bella difesa che viene su forte, quindi ci sarà sicuramente una sfida lì, tocca a noi gestirla bene, che sia la mano al piede in attacco e ovviamente lavorare anche sulla disciplina. Ecco, come stavo per dirti, si è parlato tanto di questa disciplina, soprattutto in questo sport, nel rugby, una disciplina che qualche volta manca. Certo, quando difendi per tante fasi, magari un calcio di punizione lo concedi, sono magari da regolare i calci di punizione, quelli un po' più facili, un rotolamento del placatore, un tenuto, sono quelli i calci di punizione che magari, o anche il fuorigioco che ci costano, quindi magari provare a gestire quelli, a togliere quelli per non concederne troppi e non dare troppe opportunità poi a una squadra come Cardiff. Cardiff che arriva, Pro 14 che ritorna e diciamo che tu te la ricordi contro Cardiff perché è stata una bella vittoria. Quindi. Sì, era una grande vittoria per tutta la squadra, speriamo che non debba arrivare a quel momento ancora, però noi siamo molto confidenti sul nostro gioco, abbiamo mostrato nella Champions contro l'Leinster e contro Northampton che avevamo la palla in mano, siamo pericolosi, quindi ovviamente vorremmo tenerla il più possibile e poi sì, usare le nostre occasioni come abbiamo fatto anche. E tornare alla vittoria. Esatto, serve per noi, serve per Treviso, per il morale. Invitiamo il pubblico al Monigo? Sicuramente il più possibile, più persone possibile vengono, che ci possono incitare, è un grande aiuto per noi, specialmente negli ultimi 20 minuti della partita, quando abbiamo il pubblico che ci sta dietro, ci dà un'altra marcia in più per lavorare. In bocca al lupo quindi al Benetton e a Tommaso Allan. In Serie A di basket maschile domenica Trieste-Treviso alle ore 17, gran bella gara. L'altra veneta, il Venezia, sarà a Pistoia. In Coppa di Eurolega oggi va in campo Milano contro l'Olympiakos di Atene. In Superlega maschile di volley Ravenna batte Verona 3-1 e a Piacenza ieri sera Piacenza batte Padova 3-2, sconfitta al tie break. Domenica si ricomincia un'altra giornata Verona-Latina e Padova-Milano, gli incontri delle Venete. In A1 femminile invece l'Imoco Volley Conegliano dopo aver vinto alla grandissima in Romania contro l'Alba per 3-0, partenza per la Cina per il mondiale per club che inizia il 3 di dicembre. È una grande occasione per la formazione di Daniele Santarelli. Quinto turno di Europa League, siamo al calcio, Roma ad Istanbul con l'assalto alla Başakşehir vinto per 3-0. Lazio in casa invece alla ricerca di questo miracolo che è avvenuto, almeno la vittoria, contro il Cluj per 1-0 e adesso si spera nella qualificazione. La Serie A vede la Juventus sempre al comando con 35 punti nel campionato, domani si ricomincia con Genoa-Torino, però c'è ancora il calciomercato adesso che ritorna prepotentemente per questo mese e c'è Ibrahimovic ancora al centro del calciomercato con la possibilità, si dice, di arrivare veramente a Milano. Intanto il Milan è in emergenza perché le sfortune si accaniscono su questa squadra con l'infortunio di Leao Duarte
Duarte, si cerca Demiral per quanto riguarda la possibilità di rinforzare la rosa per l'infortunio appunto di Duarte. Faccia a faccia al Napoli invece con il presidente De Laurentiis che vuole le scuse dai giocatori che dopo il pareggio con Liverpool si sono, almeno così sembra, riavvicinati alla società. In Serie B andiamo a vedere cosa succede per quanto riguarda Venete e Friulane. Intanto questa sera ricomincia il campionato con Cosenza Spezia, mentre domani ci sarà il Cittadella a Crotone, il Venezia attende il casa la capolista Benevento guidata dall'ex tecnico del Venezia degli anni scorsi, ovvero Pippo Inzaghi. Domenica Trapani, Chievo, Verona e lunedì a chiudere il Pordenone del presidente Lovisa e del tecnico Tesser che sarà a Pisa e in notturna alle 21. Serie B femminile per quanto riguarda la Permac Vittorio Veneto lascia il campionato, ritorna alla Coppa e dopo aver giocato contro Ravenna domenica scorsa ci giocherà ancora, però questa volta come vi dicevo per la Coppa, sempre al Barison di Vittorio Veneto. Andiamo in Serie C maschile, il campionato riprende domani con Arzignano Virtus Verona alle 20:45. Domenica 1 dicembre, quindi saremo nel nuovo mese, il Carpi ospita la Triestina, il Gubbio ospita il Padova ed il Sud Tirol ospita il Lanerossi Vicenza. La Serie D con una classifica che vede il Campodarsego di mister Andreucci in testa con 34 punti, il Cartigliano ad inseguire 31 e Legnago un po' a sorpresa però meritatamente al terzo posto a 29 punti. Incansa anche il Mestre al quarto posto con 26 punti mentre il Montebelluna è a quota 17, c'è stata questa sconfitta in casa domenica contro l'Ambrosiana per 2-0. Vi dicevo ieri che Altamai si è cambiato allenatore sempre nella Serie D, via Bianchini ed è arrivato il trevigiano Sandro Lenisa, a lui buon lavoro. In eccellenza nel girone A il Giorgione si è fatto superare dal Sona, mentre nel girone B il San Giorgio Sedico è in testa con 24 punti, la lotta è bella lì davanti con Portogruaro, San Donà, Porto Mansuè e appunto San Giorgio Sedico, ma ancora più bella è in fondo alla classifica dove purtroppo sono inguaiate le nostre squadre trevigiane, ovvero Montello ed Eclisse che sono ultime ad 8 punti, appena sopra c'è il Lia Piave di Mauro Tossani con 9 punti e tra l'altro l'Eclisse Careni Pievegina che le nostre telecamere seguiranno domenica nella gara contro il Porto Mansuè è stata bastonata dal giudice perché sono stati squalificati Della Colletta, il portiere e il difensore Moretti. Stop fino al 2 dicembre anche al tecnico Stefano Della Bella. Per la promozione Opitergina in testa come saprete, ma c'è il Treviso che è andato sul mercato. Si diceva potesse andare alla ricerca di un attaccante e ci sono le voci su Catelan del Conegliano che potrebbe ritornare al Treviso. Intanto il Treviso porta a casa Alberto Scocco, classe 2000, portiere, che va a rinforzare la batteria dei portieri a disposizione di Bellotto per questa stagione. Andiamo ancora al basket, Serie A2 femminile, il Ponzano dopo Crema dove ha perso 73-63 incontra al Palacicogna di Ponzano il Fassi Albino, bisogna ritornare alla vittoria. E a proposito di donne, a proposito di basket femminile, rimaniamoci nel basket femminile perché ieri sera siamo andati alla scoperta di una realtà coneglianese che quest'anno partecipa al campionato di Serie C per la prima volta con un roster estremamente giovane. Ieri sera contro l'Alpo Basket, seconda vittoria del campionato, 67-63, complimenti alle ragazze, ma altrettanto interessante è il campionato di cui abbiamo parlato con il presidente Alessandro Zanni. Palestra Giovanni Paolo II in via Antoniazzi, palestra di via Antoniazzi conosciuta, siamo a Conegliano per il campionato di Serie C per quanto riguarda la pallacanestro e la BFC. È la prima volta che raggiungete questo traguardo. Siamo veramente contenti di essere riusciti dopo qualche anno di giovanili e basta ad avere una prima squadra fatta completamente da ragazze delle giovanili, comprese tra il 2004 e la più vecchia del 2001. Quindi
siamo veramente contenti di riuscire a aver raggiunto questo traguardo che per noi era importante. Un obiettivo importante perché, come diceva giustamente, tutte del vivaio, tutte di casa Conegliano, e anche per Conegliano è un po' un ritorno ai vecchi fasti, insomma, ma di molti anni fa. Esatto, il basket femminile conegliano era riuscito a approdare in Serie B svariati anni fa, poi varie vicissitudini avevano costretto la precedente gestione a tornare in Serie C e autoretrocedersi poi alla promozione. Non siamo voluti partire dalla promozione perché volevamo avere un livello un po' più alto proprio per far crescere di più le ragazze, e quindi abbiamo fatto la richiesta direttamente per entrare in Serie C quest'anno e siamo contenti del livello che stiamo raggiungendo partita dopo partita. I miglioramenti sono continui, oggi è l'8ª partita di campionato, abbiamo solo una vittoria alle spalle, ma oggettivamente i miglioramenti delle ragazze li vediamo giorno dopo giorno in palestra durante gli allenamenti. Il coach? Il coach Massimiliano Trabucco, che comunque nel basket a livello provinciale e oltre comunque è conosciuto parecchio, ha già avuto trascorsi anche in B femminile come capoallenatore, per cui siamo contenti di averlo qui, siamo contenti di averlo come capoallenatore della prima squadra, ma anche come responsabile di tutto il settore giovanile. Risposta della città? La risposta della città mi sembra bene, perché comunque ancora adesso qualcuno mi dice ma c'è il basket femminile conegliano, però sinceramente da vedere degli spalti vuoti, a vedere comunque abbiamo avuto delle partite in casa con un centinaio di persone, ci fa bene vedere anche che vengono le ragazzine a applaudire le ragazze che magari fino all'anno scorso erano quelle di un anno in più. Adesso invece sono le giocatrici della prima squadra. C'è un vivaio dietro, no? Sì, c'è un vivaio che parte dalle più piccoline, che sono quelle che fanno la quarta, quinta elementare, fino ad arrivare alle ragazze di quinta superiore, come le dicevo, nel 2001. Quindi siamo riusciti a riempire tutte le categorie, dall'Under 13, Under 14, 16, Under 18 e finalmente anche una prima squadra. Sì. Presidente, che sia di buon auspicio, insomma, questo campionato, vada, come dicevi te, una grande esperienza. Sì, decisamente una grande esperienza, una bella esperienza per le ragazze che sicuramente le farà crescere e maturare. Complimenti, seconda vittoria in campionato ieri sera per le ragazze. E allora Ruker Sanve, vi ricordo, le nostre telecamere domani sera saranno al Pala System per seguire in diretta streaming sul canale YouTube e sul canale Facebook questa gara contro Antenore Padova. Non perdetevela dal vivo, ma anche naturalmente in poi quando la potete rivedere sui nostri canali. Buona serata e buon weekend a tutti.